Scusi, si è fatto la barba? Sì, e bene anche. Provi a radersi di nuovo con Braun Micron 2000. Sente come dolce? Eppure guardi. Però, me lo lascia? Micron 2000, il miglior rasoio Braun. Stiger Set Braun, così facile, così veloce. Gli animali, questi sconosciuti. Perché mi gaso, io state attenti che mi gaso. Dunque, per la serie Beppe, vi parlerò di Beppe. No, per la serie Gli animali, Grillo. Silenzio, per la serie Gli animali, questi sconosciuti, vi parlerò di Grillo. Io sono nato, ti piacerebbe disgrazia. Per la serie Gli animali, questi sconosciuti, parleremo di un animale che ora... No, il grillo, dai, il grillo faccio così, il grillo, ti dico un animale, il grillo. Parlerò di la pecora. La pecora nell'antichità era usata come moneta, come le nostre lire. Una volta nell'antichità pecunia deriva da pecora, pagavano in pecore, tre pecore, dammi di resto 2 agnelli, sì, sono pochi, si scambiavano questo. Oggi c'è un significato, la pecora ha un significato onirico, nei sogni. Freud ci ha insegnato che quando sogni una pecora stai per diventare leggermente impotente. Sogni un gregge sei rovinato del tutto. State fermi! Infatti la pecora è sinonimo di debolezza, di tranquillità. Infatti per addormentarti cosa fai? Conti le pecore, una pecora salta lo scatto, 2 pecore salta lo scatto, 1 miliardo e 200 milioni di pecore. Quando arrivi lì sei già stravolto e non dormi più, è già mattina, per forza, le contate tutte. Uno normale conta le pecore, Gianni Agnelli no, perché a letto si porta 2 commercialisti che contano le pecore per lui. Infatti sono i commercialisti che dormono, lui è sempre sveglio così. Mettiamoci però un pochino nei panni lanniferi. Perché di una pecora, stavo parlando di pecore? No, perché sempre quegli agnellini, quelli albini, vabbè no. Ti ho già visto, sai dove? Su una bottiglia di vecchia Romagna Buttone. Vabbè, lasciamo stare. Mettiamoci un po' nei panni. Mettiamoci nei panni della nosi di una pecora. Dunque, la pecora, meglio un giorno da leone che 100 da pecore. Quando ti dicono vai via pecorone, proprio sono... Uno ha riso, fatto... Oh. Quando nel gregge, il gregge, quando c'è il capogregge, il pecorone l'originale, il capogregge, dà una testata in una roccia, tutte le testate in una roccia, fa pipì, tutte pipì, si butta giù dalla rupe, tutte le pecore dietro a lui giù dalla rupe. E come sghindano un attimo hanno i cani. Come una pecora arriva il cane, il pastore bergamasco, quello con delle Peter Tosh in testa. Quel pastore bergamasco che fa bahuta. Fa così, fermi. Poi ci sono i lessi, fermi, perché non è solo l'unico cane al mondo delle pecore, c'è il lessi anche, Il lessi è un cane da pecore scozzese, Il lessi, te lo immaginavi tu vedendo i telefilm? Lessi, torna a casa Lessi, sì, parla. Che fosse un cane da pecore Lessi. Che lessi tutto enormi, i lessi sono, poi li vedi senza pelo, sono come i conigli, quelli appesi nelle macellerie, sono proprio rattrapiti. Fermi! Non ha dignità la pecora neanche nella cacchina, perché non fa una cacchina, fa un'olivina, quindi pazzesco, come la pecora, 2 o 3 peletti qui, arriva il pastore, gliela strappa, mi lascia almeno quelli della scelle, no, ci faccio un mini pugno, perché sono spietati i pastori. E poi il momento più bello e interessante è quando fanno l'amore, il momento dell'accoppiamento, c'è il montone che ne ha 100.
Per ogni 100 pecore c'è un montone. Come Cassoggi è il montone. Avete tutte le pecore che aspettano, arriva il montone. Ora il pastore, sapete cosa fa il montone? Gli mette un timbro colorato qua per poi riconoscere le pecore che sono state montate da quelle no. Perché le pecore montate hanno dei colori sulla schiena e quelle invece non hanno colori. Quelle che non hanno colori ne traggono poi la lana, pura lana vergine. Guardate che non sono storie. Il montone arriva, non sono storie. Il montone innanzitutto va sopra la pecora, no? Perché se andasse sotto il montone sarebbe un montone rovesciato, non avrebbe... Va sopra e di una velocità 30 secondi. 30 secondi. Così, 30 secondi. Fa cosa fa? Va una lanta e poi per forza ci mette pochissimo il montone, a parte che ne ha 100, ma come sulla pecora, come sta lì, la pecora fa beh, e allora se non ti piace vado da un'altra disgraziata di una pecora. È finita anche questa lezione. La massima che trago da Ugo è meglio un giorno da pecora che 100 da pastore. Gavino Ledda. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao.